Ciao Marco, come stai? Stai bene? Io ho ricevuto il tuo messaggio e per la verità ne sono rimasto molto contento. Contento perché ho visto in te una tensione morale che per la verità manca in tante persone, in moltissime persone. Tu ti facevi delle domande, ti fai delle domande, dici per quale motivo succedono certe cose, perché nel tuo splendido nord della bellissima Italia ti domandi perché esistono persone che odiano il sud e allo stesso tempo ti chiedi perché nel sud esistono persone che odiano il nord. Vedi Marco, a volte capita nella mia città, a Napoli, che qualcuno di Napoli chiama cafone un abitante della provincia e qualcuno della provincia che dice che i napoletani hanno determinati difetti. Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Non basta essere del nord o del sud, ma anche tra paesi vicini. C'è Bergamo Alto, Bergamo Basso, i pisani odiano gli abitanti di Lucca. Esistono queste cose. L'uomo è stupido, l'uomo non vede il proprio corpo come un territorio, ma vede il territorio fisico come una separazione e non pensa che la terra che noi abbiamo ci è stata data in prestito. Noi abbiamo in prestito questa terra, ovunque, al nord, al sud. Un giorno la lasceremo ai nostri figli, ai nostri nipoti, per chi non ha figli o nipoti, ai figli dei propri fratelli, dei propri cugini, insomma, la lasceremo agli eredi, perché la terra non è nostra. Noi abbiamo il dovere di migliorare la terra, perché questa terra ci è stata data in prestito. Tu ti domandi pure, dici io che sono stato educato da piemontese, dai miei avi, dai miei nonni, dai miei genitori, adesso una persona onesta, ho scoperto che purtroppo al sud molti del nord hanno portato rifiuti, hanno fatto cose non belle. No, Marco, non sono state le persone del nord, erano delinquenti e i delinquenti possono abitare sia al nord che al sud e al centro. Non è una questione geografica, è una questione di cuore, è una questione di anima. I delinquenti stanno dovunque. Noi dobbiamo lottare invece perché, pur sapendo il nostro passato, essendo coscienti del nostro passato, dobbiamo migliorare la nostra terra. L'Italia è fatta, l'Italia c'è. Io dicevo già prima che questo stivale, vedi la forma com'è bella, è proprio una scarpa, uno stivale, vedi? In questo stivale ci sono diversi abitanti, chi abita nella parte del nord, chi abita nella parte del sud, chi al centro, ma se si rompe una parte dello stivale, il stivale non è buono più, come le scarpe, no? Se si rompe la suola delle scarpe si deve buttare l'intera scarpa, se si rompe la parte di sopra si deve buttare, così anche il centro. Noi siamo coinquilini, abitiamo lo stesso stivale, abbiamo la stessa lingua, la stessa tradizione, le stesse radici, veniamo dallo stesso impero romano, abbiamo tante cose in comune. L'egoismo di poche persone vorrebbe che noi fossimo divisi, vorrebbe che noi fossimo non più amanti della stessa terra, ma nemici della stessa casa. Ora non conta secondo me chi ha vinto e chi ha perso, se il sud era una nazione unica o non lo era.
sono cose che appartengono al passato. In una casa, in questo stivale, non esistono né vinti né vincitori, esistono fratelli e quando si è fratelli nella stessa casa non si è né vinte né vincitore, si è soltanto abitante della stessa casa. Io per un periodo ho fatto video che andavano ad illustrare la condizione del Sud, ma l'ho fatto perché il Sud non aveva coscienza di quello che era. Oggi, grazie a Dio, c'è questa coscienza. Oggi il Sud ha ritrovato le proprie radici, oggi conosce la propria storia e c'è un bellissimo libro scritto da Pino Aprile che si chiama Giù a Sud, è uscito il 25 ottobre, che parla delle cose belle, delle risorse, delle forze nuove che stanno sorgendo al Sud, che possono veramente migliorare tutta l'Italia, perché il Sud è un patrimonio dell'intero Paese. Il Paese non avanza se il Nord avanza o se il Sud avanza, ma se tutti insieme avanziamo. Questo libro io ho avuto l'onore di essere citato a pagina 102 perché sono impegnato socialmente, sono impegnato sul territorio per migliorare questa terra che Dio mi ha dato e su cui mi ha fatto nascere. Però io amo tutta l'Italia e sono contento, Marco, sono contento che a Torino c'è un mio amico più giovane, ha 33 anni, 20 anni meno di me, però con il mio stesso cuore. Forza Torino, forza Napoli, forza Italia, ma non nel senso del signor Berlusconi, perché forza Italia, forza la nostra Italia, noi siamo abitanti dello stesso stivale. Vi voglio bene, Marco, ti voglio bene e grazie della splendida lettera che mi hai mandato. Ciao, ciao.